Sì, siamo tutti preoccupati per questo conflitto tra Russia e Ucraina che porterà inevitabilmente a conseguenze economiche, le ha già portate nell'aumento delle bollette. Ci sono problemi che riguardano l'approvvigionamento, il costo, le materie prime, l'insufficienza anche alimentare, quindi i temi sono tanti. Quindi noi auspichiamo che ci sia un cessate il fuoco al più presto e che ci sia un tavolo diplomatico nel quale riescano a trovare finalmente un accordo. Quindi questo è il nostro auspicio, anche per questa terra che devo dire lascia sorpresi perché Treviso e la sua provincia è un gioiello di creatività e devo dire che hanno attraversato la pandemia addirittura aumentando il grado di produttività, quindi se sono preoccupati loro che sono riusciti ad andare in controtendenza rispetto a quello che è l'economia nazionale, è chiaro che una preoccupazione reale c'è. Io dico sempre così, che la burocrazia è il nostro socio di maggioranza e abbiamo bisogno di velocizzare le decisioni, di eliminare vari passaggi inutili e anche di alleggerire il fisco. In questo momento ci sono famiglie in sofferenza ed è chiaro che anche l'aumento dell'energia colpisce le fasce più deboli, quindi speriamo che tutto si risolva al più presto. Del resto Treviso è un messaggio di speranza.